L'innesto sulla 27 è concluso come opere, adesso è in fase di collaudo, fine gennaio, massimo primi di febbraio si aprirà, quindi a 27 è collegata. Entro giugno fino a Montecchio, poi abbiamo il casello di Montecchio che si innesta sulla 4, che entro il 2023 dovrebbe essere conclusa l'operazione. Dico, parlo quasi in terza persona perché non lo stiamo realizzando noi, lo realizza Società Autostrade che è stata incaricata per realizzarlo, per cui questo è il tema. Conferma la tabella di marcia Luca Zaia per quella che resta la principale grande opera del Veneto negli ultimi anni. Insomma, scatta il conto alla rovescia, cui guardano anche le forze di opposizione. Quando la pedemontana sarà finita, anche le scuse saranno finite e quindi la promessa più volte fatta dalla giunta regionale a partire dal presidente Zaia, cioè di ridurre finalmente i pedaggi della pedemontana per i cittadini e per le imprese che la usano quotidianamente, deve diventare finalmente realtà. La pedemontana è troppo cara, oggi costa 16 centesimi al chilometro, una cifra insostenibile. Da sciogliere resta anche il nodo delle opere compensative alla pedemontana, quelle a beneficio della viabilità dei singoli territori e non ancora realizzate, dopo che il TAR del Veneto ha accolto il ricorso presentato dal Comune di San Zenone, con la Regione pronta all'impugnazione davanti al Consiglio di Stato. È necessario intervenire e garantire ai territori sulla viabilità ordinaria le opere che erano state promesse quando la pedemontana era stata progettata e pensata.